Buonasera da Sicilia 24, i titoli. A Palermo i funerali di Angelo Onorato. Francesca Donato, moglie dell'imprenditore trovato senza vita nella sua auto, chiede giustizia e verità. Non lasciamo la Sicilia a chi risolve i problemi con l'odio e la morte. Maxi frode fiscale a Catania, associazione a delinquere, riciclaggio, fatturazioni illecite, evasi, contributi per 25 milioni, 33 gli indagati. Operata per infarto al Policlinico di Palermo, una donna di 66 anni muore per infezione, aperta un'inchiesta. Siccità in Sicilia, la regione annuncia che l'acqua dall'invaso Gammauta sarà riversata nella diga Castello per irrigare i campi, ma nell'Agrigentino gli agricoltori chiedono maggiori certezze. A Palermo continua il presidio di Coldiretti. Disponibile a Messina un'app per riconoscere i rifiuti, basterà consultarla sul cellulare per capire dove e quando buttarli. A Catania la fontana dell'Iotru non è più recintata, ecco la nuova pavimentazione di Piazza Duomo. Calcio, il futuro del Catania, subito la scelta del direttore sportivo e dell'allenatore. Bentrovati. A Palermo circa 1000 le persone che hanno dato l'ultimo saluto ad Angelo Onorato, l'imprenditore trovato morto sabato scorso con una fascetta stretta al collo. La moglie, l'europarlamentare Francesca Donato, chiede verità e giustizia per il marito e poi aggiunge: non lasciamo la Sicilia a chi vuole risolvere i problemi con l'odio e la morte. Sentiamo Marco Gullà. Più di 1000 persone si sono strette attorno a Francesca Donato e ai figli per dare l'ultimo saluto all'imprenditore Angelo Onorato, trovato morto sabato scorso nella sua auto con una fascetta di plastica stretta al collo. Lacrime e dolore in cattedrale a Palermo. Si indaga per omicidio, ma la pista privilegiata al momento è quella del suicidio. In prima fila, in chiesa, anche Totò Cuffaro, amico e segretario nazionale della DC, partito in cui militava sia Onorato che la moglie Donato. A dare un supporto alla famiglia anche l'assessore Nuccia Albano. Con la voce tremolante, a fine messa, parla l'eurodeputata e moglie di Onorato. Vogliamo verità e giustizia per Angelo per poter superare questo grande dolore. Perché voi mi sono data una forza che mi servirà tutta per andare avanti senza dubbio. Io voglio dire una cosa: in questa città c'è tanto odio, ma c'è ancora più amore, e questo dobbiamo ricordarcelo sempre e fare in modo che l'amore trionfi su questo odio. La sua morte ha sconvolto la comunità di tutta la città, ha detto Filippo Sarullo, il parroco della cattedrale che ha officiato la messa. Le indagini sono tutt'altro che chiuse, gli investigatori continuano a scavare nella vita dell'architetto, nelle frequentazioni degli ultimi mesi. Al funerale alcuni agenti in borghese hanno effettuato riprese video della funzione celebrata nella cattedrale, soprattutto inquadrando le centinaia di persone che hanno riempito la chiesa. Serbatoi di manodopera, maxi frode fiscale a Catania, evasi contributi per 25 milioni, 33 gli indagati, arrestati anche professionisti di studi legali e di consulenze. È scoperto un business radicato quasi in tutta Italia. Tonino De Mano. Avrebbero creato autentici serbatoi di manodopera con un articolato sistema di frode con base operativa a Catania, ma con ramificazioni in ben 16 regioni italiane. L'escamotage per fare soldi consisteva nel distacco dei lavoratori a scopo di lucro nei confronti di 439 società con dipendenti formalmente licenziati e che venivano assunti da quelle a capo della rete, che avrebbero continuato a svolgere le rispettive mansioni col proprio datore di lavoro, permettendo ingenti risparmi fiscali. L'articolato sistema, scoperto dalla Guardia di Finanza di Catania, sarebbe stato alimentato dalla creazione di ben 14 reti di impresa, di cui avrebbero fatto parte 37 società con funzione di distaccanti. 5 le persone finite in carcere, 7 quelle poste ai domiciliari, per 4 invece è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Figura di spicco dell'operazione alto livello Carmelo Salvatore Di Salvo, 53 anni, di Canicattì, ritenuto al vertice del sodalizio, che si sarebbe avvalso di 2 studi di consulenza etnei.
sistema di frode che girava sull'utilizzo estremamente distorto del contratto di rete tra imprese, attraverso cui si provvedeva a distaccare in maniera fraudolenta personale verso una molteplicità di imprese beneficiarie di tali lavoratori. Avete salvato il futuro previdenziale di centinaia di lavoratori ignari, tra l'altro. Questo è assolutamente il dato di maggior rilievo, di maggior spessore, quindi dalla dimostrazione dell'impegno della Guardia di Finanza a tutela delle imprese oneste e a tutela di tutti i cittadini onesti e di tutti i lavoratori. 33 complessivamente gli indagati, disposto anche il sequestro di beni e quote societarie per un valore di 29 milioni di euro, compresi auto di lusso, orologi, monete e lingotti d'oro. La Procura di Marsala ha chiesto rinvio a giudizio per Onofrio, detto Ninni Bronzolino, in carcere dallo scorso 22 settembre con l'accusa di aver provocato la morte a Pantelleria della compagna Anna Elisa Fontana, gettandole addosso della benzina e dandole fuoco. Il delitto di omicidio è contestato con le circostanze aggravanti della premeditazione, della crudeltà e dei motivi abietti e futili. È stata aperta un'inchiesta sulla morte al Policlinico di Palermo di una donna di 66 anni, operata con successo per infarto, ma poi morta per una probabile infezione. Manlio Viola. Morta per un'infezione post-operatoria. Il sospetto adombrato dalla famiglia si traduce in denuncia e questa in indagine. Un'inchiesta è stata aperta 2 giorni fa sulla morte di Giovanna Garofalo, deceduta il 25 maggio scorso a 66 anni all'ospedale Policlinico di Palermo. Le indagini sono condotte dalla polizia e coordinate dal PM Clio di Guardo. È stato aperto un procedimento penale con l'ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario, al momento contro ignoti, ed è già stata eseguita l'autopsia. La donna era stata colpita da infarto il 12 maggio scorso. Dopo un primo soccorso all'ospedale Bucchieri La Ferla, era stata trasferita d'urgenza al Policlinico, dove era stata sottoposta ad un'angioplastica andata a buon fine. Il 15 maggio, 3 giorni dopo, l'insorgenza dell'infezione. Il 16 il trasferimento in rianimazione e alle 4 di notte del 25 maggio il decesso. La Procura palermitana ha posto sotto sequestro le cartelle cliniche, ha aperto un fascicolo di indagine e disposto gli accertamenti tecnici non ripetibili sulla salma, quindi l'autopsia, i cui risultati saranno determinanti per dare risposte ai familiari. Occorreranno però da 60 a 90 giorni per avere le relazioni tecniche autoptiche complete. Anche il Policlinico di Palermo ha aperto una propria indagine interna. E parliamo dell'emergenza siccità. Va avanti la protesta degli agricoltori nell'Agrigentino ai piedi della diga Castello. Nel pomeriggio la Regione ha annunciato che l'acqua dell'invaso Gammauta verrà convogliata per poi renderla disponibile a scopi irrigui, ma i manifestanti vogliono vedere azioni concrete. Emanuela Corsi. Non si ferma la protesta di agricoltori, amministratori locali e cittadini ai piedi della diga Castello per l'utilizzo delle sue acque a fini irrigui. Le azioni annunciate dalla Regione nelle ultime ore non frenano la mobilitazione. Nel pomeriggio è stata diramata una nota attraverso la quale sono stati resi noti i termini di un accordo pronto per la sottoscrizione tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità ed Enel Green Power, che prevede di convogliare l'acqua dell'invaso Gammauta, utilizzata per la produzione di energia che viene attualmente dispersa, verso la diga Castello per poi renderla disponibile a scopi irrigui nell'Agrigentino. Una soluzione, dicono i manifestanti, da tempo prospettata ma che finora si è rivelata una falsa promessa. Nel frattempo la siccità ha avuto effetti devastanti sul raccolto, che registra un calo dell'80% rispetto agli anni passati. Siamo qui non solo per protestare, ma per far capire la situazione gravissima delle prese in giro da mesi e mesi. Ormai siamo stanchi e devastati perché aspettiamo delle risposte da più di 3 mesi, 4 mesi e nessuno ci dà retta. Secondo l'accordo, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, gestore dell'invaso, ha comunicato all'autorità di bacino sia il volume disponibile per l'uso potabile, più di 2.300.000 metri cubi, sia la capacità di emergenza, altri 2 milioni di metri cubi, cioè quella quota da prelevare in situazioni di eccezionale gravità. Sarà poi l'autorità a valutare l'eventuale assegnazione di una parte di questa riserva di emergenza a usi irrigui e i prelievi saranno costantemente monitorati per non compromettere la funzionalità della diga. Non credono né alle promesse del governo nazionale né alle aperture di quello regionale gli agricoltori della Coldiretti, che continuano il presidio a Palermo. Manlio Viola.
Contributi per il foraggio agli allevatori e interventi idrici in continuità con quanto avviato in questi mesi. Sono le rassicurazioni fornite dalla Regione a una delegazione di agricoltori che è stata ricevuta da un gruppo di tecnici della Presidenza siciliana guidata dal capo di gabinetto Salvatore Sammartano. La Sicilia ha rassicurato sull'erogazione immediata di 20 milioni di euro di aiuti d'urgenza e 10 milioni per il settore zootecnico, ma agli agricoltori in presidio ormai da 2 giorni le rassicurazioni non bastano. Siamo senza acqua, per cui i nostri pozzi stanno scendendo in maniera vertiginosamente dalle nostre falde e soprattutto la cosa ancora più grave è molto salata. Questo comporta, la sanità dell'acqua comporta una moria delle piante, una cascola dei nostri frutti e non sappiamo materialmente come affrontare una situazione estiva e come affrontare l'estate e il caldo che adesso arriverà nelle nostre campagne. Nonostante gli impegni assunti, Coldiretti resta sotto Palazzo d'Orléans come promemoria al governo e alla regione. Gli agricoltori staranno lì a turno fino a quando non ci saranno risposte concrete anche sui tempi reali di erogazione e su altri settori non ancora inseriti negli aiuti come quello cerealicolo. Sono rimasti anche durante tutta la notte trascorsa, manifestano ormai da 48 ore per chiedere aiuto per le campagne in difficoltà. Martedì hanno anche scinato un corteo da Piazza Marina fino a Piazza Indipendenza dove sono rimasti in presidio. Erano più di 1000 in quel corteo, adesso sono qualche decina che si alterna al presidio stabile per far da promemoria al governo e alla regione. La siccità ci sta uccidendo, dicono in maniera chiara nel lanciare il loro allarme che stavolta non permetteranno cada nel vuoto. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha inaugurato a Catania la casa del Made in Italy. Prosegue così il percorso iniziato ad aprile con l'apertura del primo ufficio di Torino verso la costruzione di una cabina di regia che funga da raccordo tra le sedi territoriali e le direzioni centrali del Ministero. L'obiettivo è di lavorare in sinergia e fornire risposte alle esigenze del territorio, diventando così sempre più un punto di riferimento per cittadini e imprese. E oggi a Catania Giuseppe Conte, l'intervista di Luca Ciliberti in cui il presidente del Movimento 5 Stelle rilancia sul reddito di cittadinanza europeo, legalità e salario minimo. Luca Ciliberti. Presidente Conte, il tema della legalità sembra sparito dall'agenda politica del Paese nonostante assistiamo ogni giorno da nord a sud a inchieste sulla corruzione. Perché secondo lei? Ma rimane innanzitutto un obiettivo prioritario della nostra agenda politica, del Movimento 5 Stelle. Noi non siamo coinvolti in casi di corruzione, ma l'abbiamo denunciato. La politica deve avere una reazione, un sussulto di dignità. Non può la politica reagire cercando di limitare, di contrastare le inchieste della magistratura o addirittura di separare la carriera dei magistrati mettendo il controllo politico dell'esecutivo sopra quelle che sono le procure che devono invece legittimamente fare il loro compito. La politica deve fare pulizia al proprio interno. Il Parlamento europeo ha votato a favore della direttiva sul salario minimo, ma l'Italia non si è adeguata. Intanto in Italia aumenta il tasso di povertà. Qual è la vostra proposta? La nostra proposta è che imporremo da Bruxelles, da Strasburgo, quello che il governo nazionale non vuole fare. Quindi introdurremo un reddito europeo di cittadinanza e andremo a rafforzare anche la direttiva sul salario minimo in modo da non consentire al governo italiano degli escamotage e di schiaffeggiare, di voltare le spalle a 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono sottopagati. Presidente, parliamo della riforma della giustizia. Da uomo di legge prima e da ex premier poi, come vede questa riforma del governo Meloni? Malissimo, è la peggiore reazione che la politica possa esprimere di fronte alle inchieste della magistratura. Anziché autoriformarsi, anziché affrontare la questione che è una questione morale e quindi politica, che cosa fa? Reagisce volendo limitare le investigazioni, volendo spuntare le armi alla magistratura. Altra protesta, non ci stanno i sindaci siciliani ai tagli del governo sugli enti locali. La protesta è capeggiata a 48 comuni della provincia di Messina, pronti ad azioni legali anche contro la regione. Giusy Lazzaro.
È un paradosso, i comuni siciliani virtuosi che hanno avviato i cantieri del PNRR non riceveranno più fondi, mentre gli altri in dissesto otterranno i finanziamenti. Questo quanto previsto nell'ultimo decreto del Ministero dell'Economia. Il malcontento di tutti i sindaci e la protesta è capeggiata da 48 comuni della provincia di Messina che sono stati ignorati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, con il 60% dei progetti esclusi dai finanziamenti. Hanno firmato un documento presentato alla Regione. Noi abbiamo chiesto che vogliamo sapere i criteri, come hanno scelto questi progetti da finanziare. Noi li analizzeremo, controlleremo, vedremo se ci sono le condizioni e se ci sono i presupposti, anche se dobbiamo fare un'azione legale e un ricorso al TAR, chiaramente per annullare la delibera, sarà fatto. Altra incompiuta che resta di restare così, la statale 185 che collega il versante tirrenico messinese a quello ionico. L'alluvione di 2 anni fa ha isolato Novara di Sicilia. Metà della strada è stata realizzata, mentre l'altra resta chiusa. Sarò costretto a passare tutto alla Procura della Repubblica, perché io ho fatto protesta, mi sono incatenato all'ANAS, ho fatto sciopero della fame, cose che non appartengono neanche al mio DNA. I fondi, dicono i sindaci, servono per le scuole e le strade per non far aumentare le tariffe per i rifiuti e l'acqua. Insorge anche l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, preoccupata perché le amministrazioni che hanno anticipato i soldi per non fermare i cantieri del PNRR adesso rischiano il fallimento. E adesso vi mostriamo le immagini di un incidente a Raguso. Un'auto ha sfondato la ringhiera metallica nei pressi della ferrovia ed è precipitata a un cavalcavia da un'altezza di 6 metri, finendo sulla linea ferrata. È accaduto in piazza Vannantò. Nell'auto, una Ford Fiesta, c'erano un giovane e la madre. I due per fortuna ne sono usciti senza gravi conseguenze. Il traffico dei treni sulla linea ferrata è stato interrotto. Sul posto la polizia, la municipale e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. A Messina c'è un'app per capire dove gettare i rifiuti. Il progetto è stato presentato questa mattina e funziona già. Vediamo come con Francesco Triolo. Da oggi a Messina la guida sulla differenziazione a portata di Palmare. Il comune e la partecipata che si occupa di raccolta rifiuti, Messina Servizi, sono stati inseriti nel circuito dell'applicazione Juncker, un progetto che prevede la possibilità di avere sullo smartphone uno strumento per capire attraverso una scansione del codice a barre dove e come smaltirli, il calendario, la guida al compostaggio, le richieste per le potature, per il ritiro ingombranti e per le isole ecologiche. Fa tutto l'app, nel senso che una volta selezionato il proprio calendario e la propria area di appartenenza, ogni sera alle 21 l'app ricorderà ai propri cittadini in base alla propria area cosa conferire. E se sono indeciso su cosa si può conferire e dove? Allora, l'app funziona con un database di 1.800.000 prodotti. Facciamo vedere come funziona la scansione del codice a barre? Sì, allora, semplicemente, ecco, esce fuori qui la scansione, poi si prende l'immagine del codice a barre, possiamo provare. L'applicazione funziona grazie alla geolocalizzazione, l'obiettivo è quello così di aumentare la percentuale di differenziazione che a Messina è già alta, oltre il 56%, ma si inserisce anche nell'ambito del progetto di sensibilizzazione che l'amministrazione ha lanciato da tempo. La Giunta Comunale di Catania ha deliberato un progetto definitivo di riqualificazione di San Berillo e delle zone adiacenti per un importo complessivo di 12 milioni di euro. I principali obiettivi previsti dal progetto si riassumono nella realizzazione del grande polmone verde e la nuova rete di percorsi ciclabili e pedonali, la rivisitazione della sezione stradale di Corso Sicilia e la riqualificazione di aree marginali di via Monsignor Ventimiglia. L'inizio dei lavori è previsto all'inizio del 2025. I catanesi riabbracciano il Liotro. Dopo i lavori di restauro della fontana dell'Elefante, completati anche quelli della pavimentazione sottostante. Una bella sorpresa per i tanti turisti che questa mattina si sono affrettati a scattare selfie sotto la fontana. Eva Spampinato. Fino a ieri sera era chiuso. Quindi stavate aspettando questo momento? Bravo, sì, proprio questo momento per vederlo proprio nel suo splendore.
e da vicino. Una bella sorpresa che ha stupito i tantissimi turisti presenti a Catania questa mattina. Il pavimento sottostante il Liotro, il monumento simbolo di Piazza Duomo e di Catania, è tornato calpestabile dopo diversi mesi di restauro. L'anno scorso quando siamo venuti se ne vedeva un pezzetto, quest'anno siamo venuti, l'altro giorno se ne vedeva un altro pezzetto, oggi miracolo, ci aspettava giusto, allora siamo qui e siamo venuti a farci la foto. Soddisfatta? Molto, oggi sì, veramente sì, bellissima questa cosa. Ieri abbiamo visto il pavimento che lo stavano sistemando e oggi andiamo e siamo contenti che siamo riusciti a venire a vederlo intero. La nuova area che circonda l'Elefante completa la rigenerazione del monumento, la cui fontana era già stata riqualificata lo scorso anno e che rappresenta un punto di riferimento per il turismo a Catania. Liotro, it's nice. We are fond of your language. I tecnici della ditta esecutrice hanno effettuato il totale rifacimento della pavimentazione in pietra di mirto che aveva lastre rotte e superfici sconnesse, sostituendola con la stessa qualità del marmo, seppure di spessore aumentato rispetto a quello precedente, ricostruendo la forma del cerchio che incornicia la fontana e il liotro all'interno del basamento in pietra lavica, con una lettura cromatica omogenea dell'intera base calpestabile. L'opera di restauro, costata circa 200.000 euro, è stata finanziata con i proventi dell'imposta di soggiorno. Si chiama Avrò cura di te, è il titolo del libro scritto dal dottor Francesco D'Amore, presentato all'Istituto Comprensivo Gabelli di Mister Bianco. Un testo frutto di un'esperienza quarantennale nel campo delle neuroscienze e della fisioterapia per il benessere e la cura delle persone con disabilità. Il ricavato andrà in beneficenza. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio, del Catania. Eccoci al calcio. Il futuro del Catania passa dalla programmazione che la società ha lanciato in questi giorni. Il primo passaggio è certamente quello della scelta del direttore sportivo, ma anche dell'allenatore. Francesco Triolo. È il tempo delle valutazioni e della programmazione. Il Catania prova a mettere i primi mattoncini su quella che dovrà essere la prossima stagione e in casa rossazzurra sembra ormai scontato un cambio di rotta tecnica e dirigenziale. Il vicepresidente Vincenzo Grella sta lavorando alla scelta e alla definizione del nuovo direttore sportivo, un profilo di alto livello, di esperienza, che conosca comunque la categoria. Daniele Faggiano, ex di Trapani, Genoa e Samp tra le altre, è in pole ed è quello che sembra aver convinto maggiormente, nonostante la società abbia fatto altri diversi sondaggi, come è giusto che sia. Con Giuseppe Magalini, ad esempio, che ha costruito il Catanzaro dei record in Serie C, una strada impervia considerate le diverse offerte che lo stesso dirigente ha in questo momento, e quindi Faggiano, che non è un ripiego, diventa l'opzione più valida. Per la panchina invece la corsa sembra essere ormai a due. Domenico Toscano e Pippo Inzaghi hanno storie differenti, ma entrambi sono riusciti a vincere. Toscano di più in C, e sono considerati in grado di aprire un ciclo, perché l'obiettivo è quello. Toscano piace molto a Grella, si sta liberando dal Cesena dopo la conquista della promozione e dalla Romagna circolano già anche le cifre per il triennale offerto dal Catania e la possibilità che Inzaghi possa sedere proprio su quella panchina. Insomma, sarebbe un cerchio che andrebbe a chiudersi. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, buona serata.